Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i titoli più importanti del pomeriggio. Intervenuto al Tao Book Taormina, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha parlato della possibile abolizione dell'abuso d'ufficio definendolo reato elusivo che genera complessità senza apportare benefici concreti. E sempre a Taormina è intervenuto l'assessore regionale all'economia Marco Falcone sugli impegni della regione nei confronti di imprese e fornitori. La regione ha già pagato oltre il 50% del dovuto. A Palermo verrà introdotto un aumento dell'imposta di soggiorno per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. L'obiettivo è quello di generare maggiori entrate che saranno utilizzate per migliorare i servizi a beneficio dei turisti. Una turista di nazionalità americana è stata soccorsa quest'oggi dopo essersi infortunata lungo il cratere Silvestri a un'altitudine di circa 2000 metri nella zona del rifugio Sapienza sul versante sud dell'Etna. E chiudiamo con il meteo. Una vasta area di alta pressione sta insistendo sulla Sicilia in queste ore, portando condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutto il territorio, temperature in aumento. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30, arrivederci e buon weekend.